Dotare gli studenti di una preparazione specializzata finalizzata a migliorare e potenziare le loro competenze e capacità sia in vista dell'attività lavorativa sia per la prosecuzione degli studi e per conoscere la realtà locale, in particolare il ruolo e il compito dei vari soggetti pubblici e privati. Questi gli obiettivi dell'accordo siglato stamane all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale tra l'INPS e l'Istituto Fodera di Agrigento nell'ambito del progetto formativo Alternanza Scuola-Lavoro e denominato La scuola entra nella pubblica amministrazione. Si tratta di un percorso di alternanza scuola-lavoro che noi portiamo avanti ai sensi della legge 53 del 2003 e che prevede esperienze sul campo rispetto a quelle che sono le capacità e le competenze acquisite dai giovani nei percorsi formativi condotti in aula. Sicuramente un'esperienza significativa per i nostri giovani tra i 15 e i 18 anni, perché consente loro di intanto sperimentare quelle che sono anche le norme di comportamento e le regole di una struttura organizzata come può essere quella di un contesto lavorativo che è ben diverso da quello della scuola, e poi consente anche di mettere in pratica quelle che sono conoscenze acquisite nel percorso formativo, però in un contesto di apprendimento che è informale. Lo stage, della durata di 4 giorni, darà l'opportunità ai 23 alunni dell'Istituto Fodera di approfondire tematiche in merito alla gestione degli aspetti burocratici, giuridici, contabili, fiscali e contributivi del personale. Si parte da un argomento di attualità immensa, che è quello della telemetrizzazione dei servizi INPS, nel senso che tutte le richieste di servizio dal 1° di aprile devono essere inviate a mezzo telematico. Inoltre durante queste giornate daremo possibilità ai ragazzi di conoscere il mondo del lavoro sommerso, con la presenza di un ispettore che dirà ai ragazzi come si contrasta il lavoro nero, cosa si deve andare a vedere e come una impresa deve essere per essere in regola. Ed aver rilasciato il documento unico di regolarità contributiva, non potevano mancare inoltre la presentazione del voucher, il lavoro occasionale di tipo accessorio, per quei lavori che non sono contrattualizzabili, nel senso che si ha la possibilità di avere una copertura previdenziale assicurativa per lavori occasionali di tipo accessorio, cosiddetti LOA.